ha riferito che suo cognato ha avuto altri infarti. Me li vuole collocare nel tempo questi infarti? Guardi, uno l'ho avuto molti anni fa a Catania. E gli altri, mi scusi, l'ha avuti da quando è collaboratore di giustizia? Anche. Signor Samperi, Nuccio Uyashitano quando divenne uomo d'onore? Credo che sia stato fatto 89, 88, non mi ricordo, comunque io già da allora l'ho conosciuto un uomo d'onore. Signor Samperi, io le contesto al riguardo il verbale di dichiarazioni rese in data 15 gennaio 1993, ore 10:25, ed esattamente foglio 13, almeno così è numerato il mio verbale, dove lei, su domanda del pubblico ministero, risponde che Nuccio è uomo d'onore da circa 2 anni, mentre prima era soltanto affiliato. E quindi stiamo parlando del E quindi lei 91, parla del gennaio 90, del 93, secondo la sua dichiarazione 92. il Nuccio Uyashitano sarebbe uomo d'onore dal 91. Sì, sicuramente avrò sbagliato ora come data, sicuramente è così. Va bene. Lei ha parlato anche dell'incendio della villa Baudo. Sì. E ne ha parlato ieri pomeriggio. Sì. Ha riferito che la fonte della sua conoscenza è Nuccio Uyashitano, perché lei poi avrebbe parlato con lui di questo attentato. Se lo ricorda, signor Samperi? Che io ne parlai con Nuccio personalmente? Sì, lei lo ha detto ieri. No, questo lo sta dicendo lei. No, signor Samperi, lei non si permetta di dire che io mi dico permetto perché queste sono cose. sicuro al 1000%. E allora le faccio questa domanda. Lei come ha saputo che E allora, io l'ho Nuccio saputo. Uyashitano, mi faccia completare, Sì, che Nuccio Uyashitano è interessato a questa questione? Sì, allora, se ne parlava già nelle solite riunioni. Poi si parlava, le parole che sono state mie di ieri sono queste, si parlava di bombole o non bombole, di mettere bombole. Nuccio era responsabile di Acireale e è stato dato l'incarico a Nuccio di Acireale. Poi all'ora finita se ne parlò anche dopo nelle riunioni. Quindi lei era presente quando nella riunione fu dato l'incarico? Sicuramente. Ho capito. E allora, signor Samperi... Aspetti, non è che ero presente, io magari sì, ero presente. Dico, ne avete parlato in una riunione? Sì. Perfetto. C'era Nuccio Uyashitano? Sicuramente. Ora, signor Samperi, io le contesto il verbale di dichiarazioni del 5 febbraio 1993, ore 11:05, ed esattamente foglio 73, mi scusi, il verbale è 5 febbraio 1993, ore 11:05 in Roma, dinanzi al pubblico ministero dottor Marino. Dicevo foglio 73, lei nell'ambito di questo verbale dice, spontaneamente dichiara: è molto probabile che l'attentato che ha determinato la distruzione della villa del noto presentatore Pippo Baudo sia stato organizzato ed eseguito, naturalmente su disposizione di Nitto Santapaola, proprio da Nuccio Uyashitano, cioè Sebastiano Sciuto. Infatti, questo è il punto di contestazione, per competenza funzionale, avendo il controllo della zona di Acireale e dintorni, doveva necessariamente essere il Nuccio ad eseguire l'operazione, e ciò secondo le competenze dell'organizzazione malavitosa del Santapaola. Sì, in effetti l'ho detto. E allora, signor Samperi, lei ricorda questa poi, dichiarazione? certo che È la esatta ricordo. questa dichiarazione? Certo che è esatta. Poi man mano uno ricorda tutto Va bene. è normale, credo. Uno magari sull'istante si ricorda quello e man mano.
Quindi mi scusi, tempo è riguardato. esatto l'uno e l'altro? Mi scusi signor Samperi, è esatto quello che lei ha detto? No, esatto quello che ho detto ora. E quello che ha detto il 5 febbraio del 93 alle ore 11.05? Mi può ripetere cosa ho detto per favore? Glielo rileggo. Lei all'inizio di questo verbale parla di Nuccio Uyashitano. Sì, che era responsabile di Acireale. Parla di Nuccio Uyashitano. A un certo punto lei spontaneamente, senza che il pubblico ministero le avesse fatto la domanda, dice: signor pubblico ministero, salto nuovamente i 3 righi perché per competenza funzionale è molto probabile che l'attentato sia stato fatto dall'organizzazione e quindi da Sebastiano Asciuto, e questo è il motivo perché lei lo sa. Infatti, per competenza funzionale, avendo il controllo della zona di Acireale e dintorni, doveva necessariamente essere il Nuccio ad eseguire l'operazione, Sì. secondo le regole dell'organizzazione Santa Paola. Ora io le chiedo, quello che lei spontaneamente dichiarò L'ho nel detto, febbraio, certo. è esatto? Esatto quello che ho detto ora, proprio adesso. E questo che è quello che ha detto L'ho prima, quindi detto. non è così? No, è come sto dicendo ora. Ho capito. Senta, le risulta che nella zona di Acireale fosse presente la famiglia dei Laudani? Sì. Lei ha parlato in questi giorni di riunioni che avevano una cadenza settimanale, cioè Sì. di riunioni del martedì. Queste riunioni, signor Samperi, quando sono iniziate? In quale anno? Sono iniziate dall'uscita di Campanella, dall'88 già c'erano queste riunioni. Senta, e lei ricorda che si tenevano sempre ogni martedì? A base del martedì, c'erano momenti che si rinviavano per qualcosa, non mi ricordo, magari si facevano anche altri giorni. Comunque Ma la dico, base- settimanalmente ce n'era una. Sì, sì. Rispetto all'inizio della sua collaborazione, gennaio del 93, lei ricorda se vi è stata qualche riunione settimanale? Quando? No, scusi. Dico, lei inizia a collaborare nel gennaio del 93. Sì. Prima della sua collaborazione lei è latitante, Sì. giusto? Quanto tempo è rimasto latitante? 3 mesi. Prima dell'inizio della sua latitanza, lei ricorda, avrà partecipato a un'ultima riunione? Sarà stata a ottobre? Sarà stata a novembre? Sì. A settembre, dico? Sì, certo, Perfetto. all'incirca. Perfetto. Ora, signor Samperi, lei nell'arco, quindi siamo nel 92, Sì. nell'arco di questi 3-4 anni, dico, avrà partecipato quantomeno, visto che vi era una riunione ogni settimana, a più di 100 riunioni. Sì, certo, quasi tutte me le sono Perfetto, fatte. che saranno più di 100 riunioni, Non lo perché so. sono 4 Quelle che mensili. non lo so. C'erano queste riunioni settimanali? Certo. Perfetto. Ora io le chiedo, come fa lei a ricordare nel 1996, cioè in questi giorni, chi è che ha partecipato ad una riunione di uomini d'onore? Cioè a queste riunioni lei spesso dice Tizio c'era, ecco, mi vuole spiegare lei come fa a ricordare, visto che ci sono state tutte queste riunioni, com'è che Tizio c'era? In base agli incarichi e chi poteva fare certi incarichi, eccetera. Dipende lei di che cosa vuole dire. No, signor Samperi, dipende cosa vuole dire, lei ha riferito. Tipo, se io- C'erano queste riunioni. Sì, Dico, mi faccia capire, era possibile che una persona c'era o no? certo era possibile. Poteva anche mancare una persona, come poteva esserci, come, certo. Ho capito. Quindi non vi erano persone stabili, cioè l'uomo Di d'onore solito che sì. partecipava alla riunione non era stabile. Guardi, professoressa, la riunione del martedì doveva essere per tutti. Ora, o qualcuno qualche martedì aveva qualche problema, non veniva, ma la base era incontrarsi tutti. Però c'era chi generale. veniva e c'era chi non veniva.
Ma non È sempre, possibile? ma non sempre. Ma poteva capitare? Avendo una giustificazione che aveva da fare, o da fare un colloquio, o doveva essere, insomma, qualche cosa doveva Perfetto, giustificarla in pratica. ho capito. Senta, e la riunione in cui si deliberò l'incendio della Standa, in quale epoca si è verificata? In quale anno? Credo che sia stato nel 90, se non mi ricordo male. Inizi del 90, fine 90, metà 90? Non mi ricordo circa Nell'arco 90. nell'arco del 90, va bene. Lei ha più volte parlato di gruppi. Signor Samperi, ma questi gruppi, vi risponda se io ho bene inteso, sono dei punti di riferimento dell'organizzazione nelle varie zone della città? Sì, anche. Lei ha parlato di uomini d'onore. Vi è una differenza, signor Samperi, o meglio, tra affiliato ed avvicinato? Sì. Ecco, mi vuole spiegare chi è l'affiliato e chi è l'avvicinato? L'avvicinato è uno che io mi tenevo vicino, l'affiliato è uno stipendiato. Perfetto. E senta, ci sono avvicinati nell'organizzazione? Certo. Lei ha su domanda precedenti riferito che quando doveva commettere un fatto illecito era libero di scegliere chiunque le persone per partecipare al fatto, giusto? Sì. Cioè persone che appartenevano a qualsiasi gruppo. Sì. Se lei, signor Samperi, sceglieva un uomo non d'onore per partecipare, faccio un esempio, ad una rapina, doveva passare l'ordine al capogruppo? Io? Lei? Per andare a prendere un altro ragazzo? No, dipende. Da che reato magari? Una rapina. Scusi, se può formulare... Sì, gliela le chiedo, ricordo. lei ha parlato di capogruppo rispetto a chi? No, mi scusi, io... Lei ha fatto un esempio con riferimento a Samperi, ha detto se lei deve fare un omicidio... Mi scusi signor, io l'ho fatto già una domanda. Scusate entrambi, era talmente capogruppo? chiara la domanda che Era Samperi ha dato una risposta pertinente. Quindi possiamo andare avanti? Cioè, no, a meno che il pubblico ministero la voglia ripetuta con sua comprensione. Io non ho capito, siccome l'avvocato ha parlato, ha fatto un esempio, se Samperi doveva fare un omicidio, non so No, di che non cosa, ho detto una rapina, ne doveva parlare col capogruppo, quale capogruppo? Della persona. Della persona, è chiaro. Della persona che si portava per fare la rapina. Certo, io ho detto questo. Di quale E organizzazione? allora, ma signor dottore Bertone, mi scusi, ma poi perché lei farà, dottore Bertone, mi consenta un attimo. Signor Presidente, Poi le lei- chiedo Signori, scusa. signori, Signor Presidente. Presidente, Per favore, mi proseguiamo, consentite? chiudiamo l'incidente e proseguiamo col controesame. Domanda successiva. Il pubblico ministero comprenderà dopo. Infatti. Silenzio. Signor Samperi, senta, lei ha riferito che Fichiera Alfio avrebbe partecipato alla riunione in cui si decide l'incendio della Standa. Sì. Lei come se lo ricorda? Perché non me lo ricordo che era presente. E Fighiera era sempre presente. Era sempre presente? No? Addirittura noi, quando facevamo nel suo ufficio non poteva mai mancare. Ha parlato lei dell'omicidio di un tale Cioccolata, Sì. dicendo che Fichiera è venuto da lei Sì. per sapere dove questo Cioccolata se la facesse. Perché era uno che frequentava cavalli, gestiva cavalli. Sì, no, le faccio la E domanda. io la stessa cosa. Senta, lei ricorda, cioè quando venne Fichiera da lei per chiederle queste notizie? Guardi, era di sera, venne nella mia scuderia Di quale anno? e credo che sia stato
nel 91, se non mi ricordo male. E quale mese? Quale giorno? No, il mese, se se lo ricorda, altrimenti no, non non- ricordo adesso. Senta, rispetto a quando il Fichera venne da lei per avere queste notizie, lei poi quando apprese che il Cioccolata venne ucciso? Solo dopo qualche mese. Duplice omicidio era, Sì, non è morto sì. da solo. Lei ha parlato di riunioni in via Ramondetta dove il Fichera aveva un ufficio. Sì. Senta, a partire da quando queste riunioni Non si sono facevano. state fatte? Non si facevano fisse sempre in un posto. Sì, però lei a un certo punto dice si sono fatte Sì, anche lì. Sì, se ne sono fatte tante. Perfetto, ora lei ricorda a partire da quando si scelse questo ufficio? Credo nel 91. A partire dal 91. E senta, signor Samperi, mi vuole riferire quali sono stati nel tempo i rapporti tra la sua organizzazione ed il gruppo della Savasta? Cioè avevate buoni rapporti o siete stati sempre nemici? No, con i buoni rapporti mai ne abbiamo avuti con la Savasta. Mai buoni rapporti? No. Sempre nemici che lei ricorda? Guarda, si usava la No, mi deve- tattica di dimostrarsi amici, è normale. Sì, dico, però per voi erano, dei nemici questi. Certo. Lei ha detto che Fichera Alfio operava nella zona del bullying, nel rifornimento. Sì. Mi vuole spiegare, signor Samperi, lei che cosa intende quando adopera questa espressione operava? Che significa? Significa che lui gestiva un gruppo di ragazzi là, in questo rifornimento lavaggio che c'era nella rotonda dove c'è il bullying. Ma lei ci è andato mai lì? Certo, Quando nasce questo gruppo del bullying? ma nasce credo intorno al 90. Lei ha parlato dell'omicidio di un tale Franco Lombardo. Sì. Mi vuole dire per quale ragione fu ucciso? Guardi, la ragione precisa non la so, le posso dire che era Quello che lei sa. uno dei Ferrera, e questo, che era uno che attivava abbastanza bene nel gruppo dei Ferrera. E quando è stato ucciso? Molti anni fa, non mi ricordo di preciso. Lei poi, che ricordi, ha parlato di questo omicidio con qualcuno? Non ne parlai quando mi fu detta questa cosa, ma non mi ricordo con chi. Ha parlato dell'omicidio di un tale Guglielmino, cognato di Lombardo. Sì. Lei sa le ragioni per cui è stato ucciso il Guglielmino? No, sempre uno che faceva parte Ferrera, non so la ragione precisa. E in che epoca? Guardi, lui mi ricordo che si era fatta... Mi scusi, lui chi è? Guglielmino, Ah, Sebastiano, Guglielmino. io lo conoscevo abbastanza bene. Si era fatta una villa a San Giovanni Calermo, come anno non mi ricordo di preciso. Lei frequentava il mercato ittico, signor Io Samperi? andavo da Franco Lombardo, che lui aveva un deposito per il pesce e i camion proprio attaccato al mercato ittico. E lei in che anni lo ha frequentato il mercato ittico? L'ho frequentato nell'82, 83, E poi non l'ha frequentato più? no, poi... Lei ha detto che Fichera Alfio era simpatizzante della Savasta. Lei come lo sa? Ma lo so perché se ne parlava nelle nostre, non nostre riunioni, nel nostro ambiente. Si sapeva che lui era, forse addirittura, se non mi ricordo male, parente di qualcuno della Savasta. E lei ricorda grosso modo in quali anni avete parlato di questa No, si simpatia parlava della Fichera per la Savasta? nella... Dico, quando ne avete parlato all'interno della vostra Non mi ricordo, organizzazione? ma non è che ne abbiamo parlato, abbiamo Lo sapevate, un lo sapevate. discorso proprio per lui. Però lo Se ne sapevate. parlava, sì, ma non mi ricordo in quale occasione, ne abbiamo parlato con qualcuno tra di noi. Signor Samperi, senta, lei venne fatto uomo d'onore, mi pare, ha detto nell'84 all'incirca. Sì.
Eravate pochi, dico, nell'84 gli uomini d'onore come numero. Credo di sì, perché tanti erano in carcere, sì. E nel periodo della sua semilibertà, Sì. che è 88-89, lei ricorda se ne vennero fatti uomini d'onore? Non mi ricordo, bottega. Signor Presidente, io credo di aver finito con le domande, dico eventualmente riguardando può essermene sfuggita qualcuna. Grazie. Partarsi, signor Samperi, sospendiamo per un'ora l'udienza. Riprendiamo. Sì. Saccò. Senta, signor Samperi, lei si ricorda di aver conosciuto certo in Trovaia Salvatore? Sì, Può dire in che occasione? ma l'ho conosciuto molti anni fa, non mi ricordo per soldi, però non mi sto ricordando di preciso. Ma ricorda dove lo ha conosciuto, voglio dire, in che occasione? Lui mi sembra che aveva un girarosto, cosa del genere, in zona via Ventimiglia in fondo, piazza, se non mi ricordo mai si chiama Cutelle. Sì, ma questo su per giù, io non le chiedo la massima precisione, ma lo colloca quando nel tempo? Ma molti anni fa è successo. Questo molto è possibile riuscire a collocarlo Mi con ricordo, l'approssimazione di 1, 2, 3 anni? no, molti di più, 85, 80, non mi ricordo di preciso. Quindi 85-86 in Trovaia Sì, Salvatore. ho avuto qualcosa con lui. Quindi lei accennava prima a soldi. In che senso? Che cosa c'entra? Forse stiamo confondendo il Trovaia, quello che parlo io già è morto questo. Ah. Altri in Trovaia lei ne conosce? Altri in Trovaia non mi sto ricordando questo. Ci vuole pensare un attimino meglio? Non mi sto ricordando. In Trovaia che insomma conosciuto insieme ad altri? No, niente. Non mi sto ricordando questo. Vabbè, grazie. Sì, ci sono io. No, non c'è problema. Avvocato Tanasio? Sì, due domande soltanto. Signor Samperi, lei ha parlato di Sansone e di una, diciamo, vittima in comune del reato di usura. Si ricorda come si chiamava questa persona che avrebbe dovuto darvi dei quattrini o restituirvi dei quattrini Guardi, sia a lei che a Sansone? questo come si chiamava non mi ricordo, però gestiva un negozio in grosso alle spalle del Corso Sicilia, in una piazza, e era lui assieme ai fratelli, il padre, la famiglia. Un negozio di che cosa? Vendeva articoli per tipo fazzolettini, accendini, più materiale per i marocchini, questi che vendevano in giro. Voglio dire, cos'era, una bancarella oppure... No, un negozio all'ingrosso. Ho capito. E lei quanto gli aveva prestato lei? Guarda, io con questo ci ho avuto più di un'operazione che avevo fatto, quindi a volte 20, a volte 15, tantissime operazioni avevo fatto. E il signor Sansone? Non mi ricordo la cifra, incontravo là perché lui faceva viaggi anche per riscuotere lui i soldi. Senta, Anche Pinuccio Di Leo aveva lo stesso problema in questo stesso. cioè quello che non c'è più, Pinuccio Di Sì, Leo? sì. Un'altra, e il periodo me lo può indicare? All'incirca? Il periodo all'incirca, credo il 90, 91, 90. Sì, ma intendo dire, il signor Sansone, lei in questo posto quante volte lo incontrò? Una volta sicuro.
E diciamo questa richiesta non andò a buon fine? No, questo poi se ne scappò, ha chiuso tutto e se ne scappò e la cercavano in tanti. Senta, lei sa che attività lavorativa svolgeva il signor Sansone? Sì, aveva un chiosco di bibite, Piazza Nettuno. E non sa di altre attività lavorative proprio subordinate? No, non mi ricordo. Di lavoro subordinato? No, non mi ricordo. Non si ricorda, se lo sa, ecco. No. E lei ha riferito anche di avere appreso nell'ambiente di altre attività del signor Sansone, cioè che gliel'hanno riferito? Che attività in che senso, scusi? Di attività illecite. No, illecite, Sansone faceva usura, faceva gioco d'azzardo, vendeva droga. Sì, intendo dire soprattutto con riferimento a questa ultima sua affermazione. Lei come lo sa? Non ho mai avuto con lui, diciamo, rapporti di stupefacenti, ma uno che la vende lo sa chi altro la vende. Quindi diciamo che si sapeva nel nostro ambiente che Sansone gestiva anche la droga. In particolare una volta loro hanno avuto un problema in quanto avevano un mezzo chilo di cocaina nascosta in un garage, dove il Sansone era interessato anche lui a questa cocaina e le fu rubata, e c'erano delle voci che si accusavano addirittura uno con l'altro di questa cocaina. Io chiedo scusa se insisto, siccome lei parla di voci, quindi non ha una sua conoscenza diretta. L'ho già detto, io personalmente con lui non ho mai avuto rapporti di stupefacenti. Grazie. Avvocato Pavone. Sì, grazie Presidente. Buonasera signor Samperi. Buonasera. Signor Samperi, senta, il nome Quattrocchi Nino o Antonino le dice qualcosa? Guarda, io come Quattrocchi ne conosco uno ma non mi ricordo il nome. E lei ieri lo ha descritto su domanda del pubblico ministero, si ricorda per sa poco l'età? Quello che conosco io è uno di Acireale, età nella quarantina, 38, quarantina. E questo Quattrocchi le diceva che aveva un fratello detenuto? No, sapeva che aveva un fratello che faceva parte dell'organizzazione, che lui conosceva me, ma che io non mi ricordo. Poi nel 91 io fui detenuto in Piazza Avanza e dove io presi posto nel suo lettino, diciamo che l'avevo lasciato Nella stanza dove c'era anche, mi pare che ha detto Rigano, se non ricordo male. Sì, c'era anche Rigano in questa stanza. E lui fu trasferito, non mi ricordo, Trapani, qualcosa di simile. Il nome Quattrocchi Angelo Mario, l'ha mai sentito? Angelo Mario. Forse stiamo parlando di un altro Quattrocchi che è quello che mi ricordo io, detto Pierino. No, questo sarebbe il terzo fratello No, Quattrocchi. non mi ricordo. Va bene. Senta, dal momento del suo pentimento a quando ha avuto l'incontro con suo cognato, il signor Grancagnolo, lei, cioè all'incontro del 4 febbraio per intenderci, prima del 4 febbraio ha avuto altri incontri con Grancagnolo? Prima del pentimento sì. No, dopo il pentimento, prima del 4 febbraio. No, assolutamente. Io le vorrei fare presente una pagina di quella benedetta intercettazione ambientale, della quale le hanno parlato tantissimo, quindi, dove fra un incomprensibile e l'altro, a pagina 15 si legge: A, che sarebbe suo cognato Grancagnolo, no, era in cella, è entrato in cella. B, Samperi, quindi lei,
comunque Melo, io non ti dico niente, io sono convinto che hai a continuare che è suo cognato, ma chi è un scusso che ti dissi io la prima volta? Quando è stata questa prima volta? Guardi, prima che io collaborassi non l'ho incontrato. No, prima che io dicendo collaborassi dopo, l'ho incontrato. chiaramente. Sicuramente il fatto che io devo continuare, il fatto che io stavo collaborando Certo. è questo. Il fatto che lui mi disse prima mi sembra una cosa che non può andare. No, guardi, l'ha detto lei, non è che me lo... Che l'ho detto io? È a pagina 15 Che di io le questa dissi a lui, trascrizione. scusi, no, mi sembra che da come ho capito che lui mi disse a me che lui me l'aveva detto prima. No, lei fa un discorso nel quale dice che praticamente intende continuare. Sì, infatti. Comunque Melo, io non ti dico niente, io sono convinto che hai a continuare. Infatti, come se io non è che io dipendevo dalla sua decisione, infatti io gli dissi a lui, come se lui poteva decidere quello che voleva, io facevo la mia Su strada. questo siamo d'accordo, tant'è vero che suo cognato Sì. le dice, ma chi è un scorso che ti dissi io la prima volta, cioè che era conveniente, opportuno, giusto che lei continuasse guarda. nella strada che aveva preso. Sicuramente quella frase era su qualche altro discorso, perché è impossibile che lui mi potesse dire a me prima di collaborare, che era un discorso buono per collaborare, assolutamente. Senta, Ma lui si poteva avere tutta questa fiducia di me o io di lui, assolutamente. No, ma qua non c'entra completamente niente il discorso della fiducia. No, anche io perché- lo capisco che c'è scritto, Anche giustamente perché capisco che c'è scritto suo sta roba. cognato in altra parte e in altri discorsi disse che lui aveva già incominciato a maturare l'intenzione di collaborare sin dall'estate del 1992, quindi qua il discorso Ma non questo c'è. lo capii anche io quando lo incontrai, se per questo, per essere sincero, io lo capii che lui era pronto a collaborare. Quindi praticamente non c'era neanche bisogno a questo punto né di riunioni né di incontri, ma sono situazioni di strategia che a me non interessano. Io le sto dicendo, di fronte al suo discorso che dice che ritiene di dover continuare nella strada che ha intrapreso, cioè quella della collaborazione, Guardi, suo lui- cognato dice ma io chiesto turisti già a prima volta, il che significa praticamente che dal momento in cui lei aveva deciso di collaborare, aveva incominciato a collaborare a questo incontro, c'è stata già una prima volta che vi siete incontrati, perché questa deve essere considerata la seconda volta. E da lui era detenuto io da libero, quando li facevo i colloqui, l'unico incontro prima è stato quello, guardi. Prima non ce ne sono state dal momento che iniziai a collaborare. E allora questa prima volta Ma sì, quando non è lo stata? so, la prima volta è stato quando questa che stiamo parlando. Non può essere che lei sapeva che questa era una volta registrata e non sapeva E invece... che me lo devo dire, avvocato, che poteva essere registrata? No, lei lo sapeva, tanto Io è vero veramente che sto rimanendo un parlando po'... col suo cognato diceva dire se avevo sapere se avevo Io se registratore. le devo dire la verità, ci sto rimanendo anche male sapendo che mi è stato registrato il colloquio con mio cognato. Questo dimostra che i magistrati non avessero fiducia in me. Questo Se le devo dire la verità, va, parliamoci Senta, io chiaro. posso dispiacermi, Quindi si figuri se io ma potessi questo sapere non se c'era qualcosa che mi registrava. Comunque diciamo che lei non sta volendo precisare se e quando è stata questa prima volta. Ecco. Questa è stata la prima D'accordo. volta. A proposito di Scuderi Antonino, Nina Vecchia, ma non era parente con la sua ex moglie questo? Anche, sì. Avete avuto mai motivi di contrasto in considerazione del fatto che era parente della sua ex moglie? Appunto Contrasti con Nina Vecchia ne abbiamo avuti mai. perché, siccome stiamo parlando di ex moglie, Sì, la ex moglie, prima che io collaborasse, era mia moglie, poi diventò ex moglie. no, scusi, dopo che lei incominciò a collaborare, mi pare che ci fu un periodo che
la sua ex moglie, che non era ancora ex, la raggiunse dove lei stava. Dentro di me già era ex, comunque si conviveva assieme nella stessa casa, diciamo. Quindi non può essere che fra questi contrasti vi siano anche ragioni di... No, perché che c'entravano queste ragazze, tra me e mia moglie il contrasto con questo ragazzo, non c'entrava affatto. Ho capito. Senta, lei diceva ieri sera, rispondendo alle domande del pubblico ministero, che praticamente aveva fornito droga ai fratelli Scuderi, Nina Vecchia e Turispeggia, se preferisce chiamarli così, nell'84, 85, 86, praticamente fino alla sera prima che fu arrestato lei. No, dall'87? Sì. Io fui arrestato nell'87. Sì. No, non è che ho detto che la sera prima, a quel periodo. Sì. La sera prima non me lo ricordo. Lei si sta riferendo all'arresto dell'87? Certo, io fui arrestato a gennaio 87. E uscì, mi pare, se non ricordo marzo male, 88, insieme di Libertà. Nell'88. Insieme di Libertà. Uscendo nell'88 e continuò a fornire droga agli Scuderi? Guarda, io iniziai di nuovo a lavorare con la droga subito, anzi insieme di Libertà già io lavoravo con la droga. Stiamo parlando successivamente al marzo 88, sì. Va bene? Sì. Sì, credo che con il Nino continuò, con il Salvatore continuò, mi ricordo sì, qualche rapporto ancora di droga. Con Salvatore? Sì. E con Nino? Non mi ricordo con Nino se continuò dopo. Non mi ricordo se ci fu qualche passaggio, però non mi ricordo di preciso. Stiamo parlando sempre dell'88, e dopo? Guardi, dopo di preciso non mi ricordo, comunque continuò questo rapporto fin quando, comunque le dico questo, i fratelli Scuderi quando erano fuori, non erano in carcerazione, io li rifornivo di droga, sì, in particolare a Salvatore comunque. Salvatore l'ho avuto cliente da molti anni, era uno che ne usciva moltissima droga, era un buon cliente. Lei ricorderà per questo motivo che Salvatore ebbe anche un processo per droghe. Sì, Salvatore era in carcere anche con me nell'87. Quindi, il Nino era anche con me nell'87 in carcere. La mia domanda è un'altra. Rispetto al momento del suo arresto, cioè di lei, signor Samperi, sì. Fino a quando fornì di droga sia Nino che Salvatore? Non mi ricordo, ho provato. In quegli anni sicuri, dopo non mi ricordo di preciso. C'è stato qualche altro rapporto di droga, non sono preciso sull'anno, non mi ricordo. Va bene, grazie, nessun'altra domanda. Avvocato Falcone, può procedere. Non c'erano prenotazioni? Sì, avvocato Falcone. Signor Samperi, io vorrei farle qualche altra domanda relativamente alle risposte che lei ha già fornito dettagliatamente all'avvocato Rizzo. Può dirmi... Scusi avvocato, la sento male. Così va meglio? Sì, grazie. Prego. Può dirmi i vari gruppi territoriali da chi erano coordinati e controllati? Da quale famiglia? No, mi scusi, non voglio nomi, io voglio continuare il discorso delle cariche o incarichi di cui ha parlato lei stamattina, cioè i vari gruppi che c'erano nelle zone della città o nei paesi del circondario della provincia, sì. In che modo erano collegati alla famiglia, chiamiamola così? Come in che modo? Erano tutta una cosa organizzata. Ecco, a chi rendevano conto? Cioè chi teneva i collegamenti? Il Mappasodio, sì? I gruppi salvatoriani a Carletto, a Aldo, a questi. No, ho capito, lasci stare i nomi per un momento. Cioè, il nome, se io non mi fai i nomi come faccio a spiegarlo? Ho capito, dico, ogni gruppo aveva un capogruppo, suppongo, no? Sì.
Bene, questo capogruppo a chi riferiva come gerarchia? Al capodecina, al responsabile? Appunto, dipende lei di che gruppo parla. Se parla a Mappassoro io gli devo rispondere andavo a Mappassoro. Lei di che gruppo era? Io iniziai a Mappassoro e passai a Pesando Voleano. E passò poi? Cosa Nostra. Cosa Nostra cosa comprende? Cosa Nostra che poi io fatto uomo d'onore e quindi passai come uomo d'onore alla famiglia di Catania. Cioè che la famiglia facendo capo a Santa Paola Benedetto. Ecco, allora cerchiamo di essere un po' più precisi. Le famiglie Santa Paola e Malpassotto, come le ha definite lei, Sì. erano contemporaneamente presenti sul territorio oppure erano alleate e... No, anche sul territorio. Cioè in ogni zona c'era un gruppo Malpassotto? Ci poteva essere sia Mappassotto che Santa Paola, o solo Santa Paola o solo Mappassotto. E in che rapporti erano quando Ottimi. erano entrambi nello stesso territorio? Ottimi. Lei teneva i contatti di qualche gruppo per conto dell'associazione Cosa Nostra? Guardi, io avevo il mio gruppo con i miei ragazzi e nello stesso tempo mi gestivo assieme a Piero Puglisi come responsabilità, diciamo. Ma lei sta parlando del Malpassotto o No, sto parlando del mio gruppo. del suo gruppo? Il suo gruppo dove era territorialmente? Guarda, di solito io stavo a Piganello, Sì. tra la scuderia e Mascalucia. Perfetto. E poi era, per così dire, responsabile dei collegamenti con qualche gruppo di fuori Catania, che lei ricordi? Responsabile io. Cioè, Le spiego, guardi, io come responsabilità ho avuto, ma non responsabilità, in pratica con l'arresto di mio cognato io diciamo che subivo un po' di ragazzi di Giarre che lui dove faceva diciamo responsabile Scavo, Pippo Scavo e altri su Giarre riposto. quindi lei ebbe un po' da fare, per così dire, col gruppo di Giarre? Sì, ma che da fare, insomma, non è che io, diciamo che quando c'era qualche problema questi venivano nella mia scuderia a Piganello e i problemi si risolvevano dopo. Cioè a Giarre c'era un gruppo di Cosa Nostra? No, sto parlando di ragazzi di Gran Cagnolo. Un paio di ragazzi Di Gran Cagnolo. di Gran Cagnolo, che facevano capo a chi? Scavo, Giuseppe. A Scavo. Lei teneva i contatti con Scavo o si occupò qualche volta di qualche questione che riguardava Io Scavo? mi occupai anche con qualche cosa che lo Scavo entrò in contrasto con Finocchiaro e questa cosa cercai di sistemarla nei migliori di modi. Sì, credo che di questo abbia già fatto cenno, cioè lui ebbe dei contrasti con questi ragazzi perché volevano fare cosa, lo ricorda? Il Finocchiaro voleva gestirsi da solo e il Pippo Scavo voleva che dovesse essere tutta una cosa unita. E lei intervenne in Sì. quell'occasione? Sì, E da chi fu chiamato? dallo Scavo. Dallo Scavo. Lei andò subito a Giarre? per Sì, questa io andai questione? in una casa dello Scavo Sì. dove lui era agli arresti domiciliari, ci siamo incontrati, si è discusso sta cosa, io mandai a dire a Finocchiaro Sì. di stare agli ordini di Pippo Scavo e questo fu il discorso. Prima di andare a questo incontro con Scavo, lei ricorda se andò a parlare con qualcuno? Non mi sto ricordando. È possibile che prima di andare a parlare con Scavo sia andato a parlare con suo cognato Gran Cagnolo? Anche, sì, E dov'era suo cognato in quel in momento? carcere. Ricorda dove? Se non mi ricordo male a Bicocca. Come mai andò da suo cognato? Perché il Finocchiaro mandava a dire una cosa, Pippo Scavo una cosa. Il Finocchiaro mandava a dire che il Carbelo sapeva già tutta la storia e poteva mettersi per conto suo, e lo Scavo in pratica invece voleva che si dovevano tutti unire su questo gruppo. Ma lei andò da Gran Cagnolo per Io parlare andai di da questa cosa? Campagnolo per dirle che la migliore cosa era fare quella di unirla, lui mi rispose, io essendo in carcere giustamente non posso seguire la cosa e ognuno mi dice la sua, tu sei fuori, spiegatela tu. Sì, perfetto. Le inserisco una domanda che poi continueremo su questa cosa di Giarre. Lei stamattina ha detto, parlando di se stesso, ero un soldato, dovevo ubbidire al superiore. Chi era il suo superiore? Il suo era Campanella. Prego? Campanella. Campanella, cioè perché lei ha definito capodecina, no? Sì. Lei che grado aveva invece? Un soldato. Solo soldato? Sì. Non era responsabile di nessun gruppo? Sì, io avevo il mio gruppo, Ma che gli ho detto poco fa. ogni soldato ha un suo gruppo, io questo... No, ogni soldato.
Ma il soldato che coordina o dirige un gruppo ha un qualcosa in più rispetto agli altri soldati o no? No, è uguale, è identico. Non Cioè cambia dirige un niente. gruppo per incarico che gli viene dall'alto in sostanza? Sì, quello era il mio gruppo, non è perché io davo un gruppo e ero più alto di un altro soldato, assolutamente, le stesse cariche, le Ho stesse. capito. Ascolti, torniamo a Giarre allora, lei andò da Scavo, lei Scavo lo frequentava molto? Molto no, lo frequentava mio fratello, io ogni tanto lo vedevo. Lo frequentava? L'ultima volta lo incontrai al carcere di Catania, Sì? questo. Quante volte pensa poco lo avrà visto? Non mi ricordo di preciso dopo, comunque un po' di volte, Cioè, lui scendeva nella scuderia, io quando c'erano problemi andavo da lui. Quando veniva a Catania dove Poi incontrava? fece una sala biliardo a Scavo a Riposto e ogni tanto c'erano gli contatti di lavoro. Ma quando lui veniva a Catania, dove veniva a cercarla? Alla scuderia e qualche volta in un negozio di fiori. In negozio. Il negozio, cioè intende quello in via Ventimiglia? Sì. Molto bene. Senta, i proventi dei reati che commetteva la squadra di Scavo, in che modo venivano conferiti alla famiglia, diciamo? Guardi, questo gruppo non è che facesse tanto denaro. Con lo stesso poco che facevano a volte li lasciavo stare a loro stessi. Cioè non portavano niente a Catania, diciamo così. Lavoravano sulla droga, queste cose, sulle rapine e se le dividevano fra di loro. Quindi la famiglia di Catania non aveva nessun guadagno dall'esistenza? No, perché non c'era tanto di... Ho capito, ma questo gruppo di Giarre capeggiato da Scavo, Guardi, io li ho gestiti pochissimo, quelli che li gestiva era il mio cognato Rognolo. sì, Mi ricordo una volta hanno portato dei soldi su qualche cosa, non mi sto ricordando ora che cosa era, ma dei pochi spiccioli, va. sì, ascolti, quello che io vorrei capire è questo gruppo di Scavo era in buona sostanza la rappresentanza Giarre di quale famiglia? Sempre Malpassato. Malpassato. E a Giarre c'era anche un gruppo che faceva capo ad altra famiglia? Sì, zio Andrea. Ah, zio Andrea faceva sostanzialmente la rappresentante Non su era Giarre, rappresentante, ma insomma era responsabile di un gruppo a Giarre e lo gestiva Campione Andrea, E per conto di chi? per la Santa Paola, organizzazione Santa Paola. Ah, molto bene. Mentre invece Scavo era per conto suo, dipendendo da suo Non era cognato. per conto suo, Insomma, Scavo era da parte del Malpassato. ho capito, benissimo. Allora, cambiamo discorso. Senta, zio Andrea era stipendiato? Non lo so, ma credo di sì, per gestire le No, estorsioni. mi scusi, lasci stare il credo. Io non l'ho visto Gradirei mai. che lei mi dicesse le cose che sa, con certezza, se non le sa dica no, non lo so. Se io devo dare una risposta lei mi deve fare la ecco, io completa, chiedo- se no non rispondo. Cioè lei scusi. sa... Che lei sappia, mi scusi, questo gruppo capeggiato da zio Andrea faceva le estorsioni o le sistemava? No, le faceva le estorsioni. E le faceva nel territorio di Giarre? Sì, più di una volta sono andati in contrasto con Scavo perché si incontravano nelle stesse estorsioni e più di una volta Zio Andrea mi venne a cercare perché lui diceva che lo Scavo sapeva e lo faceva di proposito, insomma era un po' in contrasto. Io spesse volte cercavo di mettere acqua sul fuoco per queste discussioni. Ma quindi Scavole rappresentava contrasti in buona sostanza di concorrenza nel fare le Sì, estorsioni? perché giustamente Scavo diceva che lui era proprio di Giarre riposto e quindi Zio Andrea veniva da Catania e questa cosa lui non tanto la digeriva bene. Ma lei ricorda con certezza che Scavo le dicesse questo? Non è che invece Sì, si sì. lamentava perché zio Andrea cercava di sistemare le estorsioni di Scavo? O aggiustare, come dite voi? Aggiustare significa che se si incontravano spesso in queste estorsioni, magari una volta per aggiustarla, una volta perché tutti e due facevano le telefonate allo stesso esercizio, quindi questo è il problema. Ho capito. Senta, lei ha mai tenuto i contatti tra il gruppo di zio Andrea e la famiglia No, Santa io Paola di Catania? neanche li conosco i ragazzi, conosco Zio Andrea, i ragazzi non li conosco. Sì, io non parlo dei ragazzi, parlo di zio Andrea. Vede, diciamo, Lei- nel gruppo, lei mi dice il gruppo, vuol dire tanti. Mi scusi signor Samperi, io le leggo solo una riga che ha detto Scavo, siccome parliamo dello stesso argomento mi piacerebbe che lei la sentisse. Sì. Scavo ha detto letteralmente
zio Andrea era in contatto col gruppo di Mangion Giuseppe tramite Samperi. È vero questo? Si ricorda male Pippo Scavo, perché non può essere mai tramite Samperi, io che gestivo anche Pippo Mangion. Cioè lei capisce cosa voleva dire Scavo, no? Cioè, Scavo in sostanza voleva io sto dire capendo che per arrivare a Pippo Mangion bisognava parlare con me, come sto capendo è questo? No, lui ha detto molto chiaramente che lei teneva i contatti in pratica tra zio Andrea, o meglio zio Andrea e il suo gruppo, e Catania, e il gruppo di Piazza Galatea o Pippo Mangion che sia. Questo è vero? Che zio Andrea facesse parte con il Pippo Mangion, sì. No, non le ho chiesto questo, io le chiedo, è vero che lei teneva in contatto il zio Andrea con Catania, intesa come gruppo di Pippo E che Mangion? motivo avevo di tenere zio Andrea con Mangion se già loro erano cugini e la stessa cosa? Ma infatti le sto chiedendo se è vero o non è vero. No, io contatti, non c'era il motivo, il bisogno di tenersi i contatti io zio Andrea con Pippo Mangion, Allora, perché quando erano assieme. Vabbè, mi basta così, grazie, su questo punto. Allora, veniamo a un'altra cosa. Lei quando commetteva una rapina, signor Samperi, Sì. la commetteva per conto suo o per conto della famiglia a cui apparteneva? Per conto mio. Ma allora, scusi, cosa significa appartenere a un'associazione? Dal punto di vista operativo, cosa Significa, avvocato, per l'associazione, per la famiglia significa fare guerra assieme, ammazzare le persone, gestirci le estorsioni Solo le- assieme, le rapine, questo ognuno poteva guadagnarsi per conto suo, questo. Quindi solo le estorsioni? Gli omicidi, queste No, cose. mi scusi, io penso l'associazione per In delinquere. particolare le estorsioni erano sacre, le estorsioni nessuno poteva farsi un'estorsione per conto suo perché moriva. No, io voglio capire un'altra cosa. L'associazione per delinquere, che è una cosa illegale evidentemente, deve però avere un fine principale, che è quello del guadagno, del profitto, no? Certo, sono queste le estorsioni. Allora, i proventi sono, se ho capito bene, a parte qualcosa di secondario, la droga, le rapine e le estorsioni, no? Sì. I proventi di queste attività, i singoli componenti dei gruppi o dell'associazione in generale, li attuavano nel loro personale interesse o per conto dell'organizzazione? No, le rapine si facevano ognuno per propri gruppi. Ognuno per proprio conto? Sì. Poi, allora- naturalmente se uno per rispetto mandava soldi ad altri era tutta una cosa a parte senza diciamo Oh, e allora invece impegno o dovere di fare. Bene, e la droga? La droga potevano vendersela ognuno per conto suo. Bene, e le estorsioni? Le estorsioni erano sacre, le estorsioni dovevano andare alla famiglia, alla cassa. E questa è la famosa bacinella di cui ha parlato? Sì, Cioè i proventi delle estorsioni, quindi ogni gruppo li faceva pervenire alla famiglia. sì. E quelli del gruppo di Giarre come li faceva pervenire a Catania, zio Andrea? Zio Andrea, non lo so, lui ci pensava tramite Pippo Mangion, lui l'appoggio suo era Pippo Mangion. Ah, non era lei? No, assolutamente, quale io. Ho capito. Ascolti, lei ha commesso molte rapine personalmente? Sì. E ne ha commesse molte anche con zio Andrea? Con Zio Andrea in particolare ne abbiamo fatta una, abbiamo fatto un camion Fatto cosa intende? rapinato. Cioè, materialmente? No, lui non c'era, poverino, ci mancasse che andasse anche a fare il rapinatore, Non aveva lo so, 60 anni. è possibile tutto. Ma lui si interessò a venderlo, lui mi procurò il garage, e lui lo scaricammo nel garage da lui procurato, e lui mi rubò un quarto di carico, poi man mano l'ho scoperto, poverino. Ma allora, Insomma, questo era Zio un Andrea. mafioso o un truffatore? Mi spieghi? E allora le spiego, lui una volta mi portò in un garage, Sì. dove sopra c'era uno stabile di 6-7 piani ancora da finire. Sì. Io una volta lasciai questo carico e allora l'indomani mattina a colpo d'occhio ho visto che mancava un po' di scatoli. Ho capito. Mi sono fatto una passeggiata in questo stabile, ogni piano trovavo 5-6 scatoli. Quindi lei ha fatto quello che in gergo chiamate la zampo, no? Sì, allora non ci riuscito comunque non è uguale. Scusi, nella mafia non vigono delle regole molto rigide. Ma su guardi, questo. era una persona anziana, lui cugino di Mangion, che facevo? Cioè, questo essere cugino di Questa Mangion- cosa io non l'ho mai detta comunque in giro perché mi vergognavo anche a dirla, di quello che lui aveva fatto, però i miei compagni sapevano tutto quello che lui era. Sì. Infatti non è che avesse tanta fiducia nel Zio Andrea. Ho capito. Ma lei ha parlato di questa rapina. Questa rapina l'abbiamo fatta di un carico di scarpe
che veniva da Ascoli Piceno. Cioè questa di cui ha parlato, che le ha fatto poi la truffa? Fu preso a Messina, portato a San Gregorio, se non mi ricordo male, come territorio. Lui ha venduto le scarpe a un certo Fichiera della fiera, uno che faceva parte dei custodi, e così è finito il lavoro. Ho capito. Ma voi in quel periodo con i custodi che rapporti avevate? Ma i rapporti erano che loro erano custodi e noi eravamo Santa Paola, Eravate in pace o in guerra? Guardi, per noi eravamo sempre in guerra, però li ammazzavamo sempre le persone. Non ho capito. Noi eravamo in pace, però man mano gli ammazzavamo le persone. Ed è normale che una persona che appartiene a un'organizzazione venda la merce ad altra organizzazione? Guardi, io non ero interessato zio Andrea, io conoscevo il zio Andrea, non mi interessava a me, perché lui vendesse. Grazie, lei conosceva zio Andrea, ma tutte queste operazioni più o meno truffaldine, più o meno illegali, di cui lei sta parlando, zio Andrea le faceva per conto suo o per conto di qualcuno? Non lo credo allora per conto suo, perché allora lui non gestiva né gruppo né niente comunque. No, io invece volevo sapere, quando lei dice che ha cominciato a gestire questo gruppo, le azioni illecite di cui si rendeva responsabile, di cui lei ha parlato, le faceva per conto del gruppo? Quando lui si costruì il gruppo, sì. E lei li faceva per conto della famiglia. E lei questo come lo sa? Lo so perché veniva sempre da me a lamentarsi per le estorsioni, giustamente che il Pippo Scavo si davano per bene entrambi, così lo so, perché lui stesso veniva a cercarmi. Chi? Zio Andrea. Ma allora la cercavano tutti, perché mi ha detto che la cercava Scavo, la cercava quindi anche zio Andrea? Sì, ma veniva non per riferirmi o per portarmi a me, diciamo, gli interessi, i soldi, per lamentarsi dello Scavo che aveva questo problemi. Lui sapeva che in quel momento io potevo essere responsabile dello Scavo e veniva da me. Ma perché era? Perché Convagnolo non c'era. Scusi, il responsabile dello Scavo non era suo cognato? Non c'era. Era in carcere, poverino. Perché quando era in carcere ne prendeva il posto lei, in sostanza. Non che prendeva automaticamente il posto, me ne occupava giustamente perché questi ragazzi qualcuno devono averli, no? Ascolti, ma di che periodo sta parlando lei? Sto parlando nel periodo che Convagnolo era in carcere, nel 91-92. Cioè quando era in carcere per il tentato omicidio greco, intende? Sì. Sì, allora dal 91 in poi. Infatti. Benissimo. Senta, lei ha mai parlato con Scavo dell'appartenenza o meno di zio Andrea alla famiglia? No. Prego? In che senso? Appartenenza? Cioè, Scavo le ha mai chiesto espressamente se questo campione appartenesse a una famiglia, eccetera? Famiglia come organizzazione, famiglia familiare? Sì, famiglia mafiosa, io la chiamo così, a un'organizzazione. No, perché me lo dovevo dire, Scavo, se zio Andrea poteva appartenere alla famiglia? No, forse non sono stato chiaro io nella domanda. Non ricordo dove ho avuto questo diciamo, dialogo con Scavo. Gliela ripeto, signor Campelli. Scavo a lei ha mai chiesto se Campione appartenesse a qualche organizzazione? Ma credo di sì, sicuramente quando si vede questo zio Andrea Aggiare, giustamente c'è questo Andrea Aggiare, chi è, chi non è normale, no? E lei cosa rispose? Che era della nostra organizzazione. Lei ricorda se una volta Scavo si lamentò che questo zio Andrea... Una volta Scavo si lamentava sempre No, aspetti, le sto facendo una domanda precisa su un episodio specifico. Sì. Lei ricorda, può non ricordarlo, non è obbligato, se una volta Scavo venne a lamentarsi perché zio Andrea si presentava al telefono dicendo sono zio Andrea e quindi pretendendo di sistemare o aggiustare un'estorsione senza invece parola d'ordine? Non me lo ricordo. Non ha ricordo di questo? No. Sa perché glielo chiedo? Perché Scavo ne ha parlato per mezz'ora di questa storia, lei non la ricorda? Non me la ricordo. Cioè non è che lei ricorda se questo zio Andrea millantasse, cioè facesse credere di essere, invece non era, come diceva Scavo, il rappresentante della famiglia? Il rappresentante di chi? È zio Andrea? Scusi, io uso parole poco tecniche. Insomma, lei non ricorda se Scavo si lamentò con lei del fatto che zio Andrea, presentandosi come zio Andrea e non usando la parola d'ordine, pretendesse di aggiustare estorsioni? Non lo so questa Non ha ricordo di questa storia? No. Bene. Lei ha usato l'espressione ieri, parlando di Campione, che prima stava in piazza Galatea, poi si è avvicinato a Giarre. Cosa significa l'espressione? Che si è formato un gruppo e attivava Giarre. Lei sa da chi era si composto? attivava anche alle rapine, ai camion,
Questo faceva Gianandrea. E lei ha parlato poco fa di una rapina, sa di altre? Da lui commesse no, io ci ho fatto lui commesse no, io ci ho fatto questa con lui e basta. Questa di cui ha parlato a che anno risale? E molti anni fa, lui ancora non avesse nessun gruppo. No, voglio dire molti quanti, 2 o 20? No, 20 che No, faccio per dire. il Biberon. Quanti anni pressappoco? Ti posso dire l'82 tanti anni fa è stato. Sì. Dopodiché, oltre questa, lei non sa di altre rapine? No. Cioè lei ha più commesso altre rapine con Campione? Non mi ricordo. Lei ha commesso altre rapine su indicazioni o su basi, come si dice in gergo, fornite da Campione? Non mi ricordo, avvocato. Che lei sappia, suo fratello ha commesso numerose rapine su basi fornite da Campione? Guardi, il Campione era uno che dava base ai cadi. Mi scusi, signor Samperi, io desidero sue conoscenze personali, non io le sto spiegando, Ecco, io se lei vuole sul mio fratello lei lo chiede a lui, avvocato. Ecco, no, perché suo fratello non ha detto niente del genere, invece suo chiede a lui quando sì, parla. dico, voglio dire, lei, allora la faccio in altro modo così comprendiamo tutto. Lei assieme a suo fratello Alfredo Alfio ha commesso rapine su base fornita da Campione? Non mi ricordo. Bene. Tra i vari gruppi c'erano divisioni di competenza nella esecuzione di reati? Cioè c'era un gruppo specializzato in una certa cosa e un gruppo specializzato in altra? No, non è che c'era specializzazione, i gruppi erano tutti uguali. Cioè ognuno si occupava di tutto? Diciamo, qualche gruppo in particolare, tipo D'Acata, Sì? erano specializzati nelle rapine, Sì. questo. Quindi il gruppo di D'Agata, lei questo l'ha già detto l'altro ieri, cioè, Sì, non trattava droga. prevalentemente di rapine, no? Sì. E perché Campione non era in quel gruppo? Perché? Come mai Campione non era in quel gruppo? Se era specializzato Che ne so, nell'organizzare rapine. che ne so, avvocato. Va bene. Magari non lo volevano No, in quel scusi, gruppo. la mia era solo una Perché Campione non è che, insomma, Va era bene. uno che No, magari, non c'è problema. non lo volevano. Va bene. Mi scusi, signor Samperi, lei ha manifestato certezza nel dire che Campione appartenga all'associazione mafiosa denominata Santa Paola. Sì. Questa certezza a lei da quali fatti deriva? Dell'estorsione che lui a Giare si faceva assieme a questi ragazzi che aveva vicino, delle lamentele di scapo, eccetera. Per fare le estorsioni a Catania bisogna essere proprio dichiarati al 100%. Ma dico, lei può fornire qualche fatto specifico che confermi quello che lei dice? fatti Cioè qualche specifici. estorsione specifica? No, con me non ne ha mai fatte. Allora lei come lo sa? Ripeto, avvocato, lui faceva estorsione a Giare, Scavo faceva estorsione a Giare e tutti e due si incrociavano nelle stesse estorsioni. Quindi lei lo sa solo perché le veniva Perché voce tutti e di due questi... venivano da me a lamentarsi per capito. le estorsioni. Ho capito. Lei da quanto tempo conosceva Campione? Dalla prima rapina che abbiamo fatto. Chiedo scusa, signori colleghi, potrei chiedere un po' di silenzio perché mi gira la testa, grazie. Dicevo, da quanti anni conosceva Campione? Da quando abbiamo fatto quella rapina? Non ho capito, dall'82 da quando ha commesso quella prima rapina, ho capito. E c'è stato un periodo più o meno lungo durante il quale non lo ha più visto o sentito? O ha continuato a vederlo con No, regolarità? guarda, io Gianandrea lo incontravo sempre in piazza Galatea, sempre lui stava dalla mattina alla sera in quel bar. Sì, vabbè. Quando mandavamo un zoo lui mi diceva sta venendo, sta arrivando, perché se io cercavo cambiavo San Donacito, lui era sempre là che mi diceva sta venendo, o se no lui gli diceva a Gianandrea, le dico di passare a cambiare San Donacito dal negozio e cambiavo passavo. Ho capito. Cioè che, e questo in che anno è cominciato questo suo andare in piazza Galatea? Ma quando io andavo a comprare da uno zoo, stiamo parlando dall'89, 90, 91, 92, ci compravo sempre. Molto bene, allora nel periodo dall'82 all'89, 90, lei che contatti ha avuto con Campione? Guarda, io dall'87 sono stato in carcere, 88 in zona di libertà, 89 in zona di libertà e magari... No, contatti non ne ho avuti, diciamo, non ne ho avuti. E allora questo periodo di piazza Galatea, lei nel tempo come può collocarlo, posto che poi lei dice si è avvicinato a Giarre? Come posso farlo? Cioè, se lei è uscito, se ho capito Lui bene... cominciò a Giarre,
Circa dal 90-91. Cominciò a Giarre. Allora in piazza Galatea lei quando lo vedeva? Ma lui ci stava anche in piazza Galatea. Lui spesse volte scendeva in piazza Galatea, lui spesse volte si incontrava con Mangione in piazza Galatea, con Pippo Mangio. Ma dico, ci andava di passaggio o Ma stava se andava uscito e incontrava nel frattempo zio Andrea, ma non è che lo incontravo tutti i giorni, perché non è che io andavo tutti i giorni, perché non è che io andavo tutti i giorni in piazza Galatea. Ho capito. Quando andavo A Giarre, a Giarre lo ha mai visto lei? no, non ci sono mai stato da lui a Giarre. No. E lo ha mai incontrato anche occasionalmente? Non è che a Giarre ci passeggiavo, io ci andavo a Giarre specificamente, ci sono stato 3-4 volte da scavo. Quando è stato invitato da Scavo? Sì. Ho capito. Lei ieri parlando di un certo Mimmo Tropea, che mi pare di aver capito essere il padre di uno degli imputati. Mimmo non l'ho detto io. Domenico, come... No, neanche. Che ha detto? Il padre parlava del padre di uno imputato di questo processo, no? Lei ha usato un'espressione che mi ha incuriosito, perché ha detto che veniva in piazza Galatea, stava sempre con Campione e cercava di guadagnarsi la giornata. Sì. Cosa intendeva con questa frase? Intendevo che questo signore allora, quando io feci questa rapina, era anche lui, diciamo, in mezzo a Campione, tutti e due si mettevano assieme in macchina a sbrigarsi queste cose per vendita, eccetera. Tutti e due? Cercavano di Chiedo vendere. scusa, signor Samperi, ma siccome qua parlano tutti io la sento male. Sì, provate, cercavano di vendere la merce, erano interessati a vendere la merce, questo era, diciamo, sempre vicino a gente. Ho capito, ma era un associato? No, io non ho mai detto che era associato, poverino. No, per carità, no, infatti io Questo Tropea, questo il papà di Tropea non era associato affatto. questo lo so, dico, cercava di guadagnarsi la giornata, praticamente... Cercava di guadagnare qualcosa con zio Andrea in queste cose. Lui è un'altra persona che non mi ricordo, un altro non associato, però che stava sempre là. Cioè in realtà faceva lo stesso lavoro di zio Andrea o no? Ma diciamo, sì, si aggregava di più a zio Andrea e gestiva la cosa zio Andrea. E questo lo faceva senza essere associato? Sì, sì. Ho capito. Quindi il fatto che zio Andrea fosse, come dice lei, associato... Dopo, poverino, lui si incominciò a rovinarsi. Lui si incominciò a rovinare, dopo, quando si incominciò a farsi il gruppo e mettersi proprio nell'organizzazione. Cioè a Giarre? Sì. Ah, finché era a Catania, a Piazza Galatea? Ma Catania faceva il coso, là, come si chiama? Diciamo il ricettore, il truffatore, come dice lei. E allora poi si è associato quando? Questo è interessante. Cioè secondo lei da quando? Quando si fece questo gruppo a Giarre, dal 90, se non mi ricordo male, incominciò. Lei sa se a Giarre Campione avesse delle attività economiche? No, non lo so. Nemmeno perché gliene ha parlato Scavo, qualcuno? No. Non ha mai sentito parlare di depositi di generi alimentari o di elettrodomestici? No, intestato a lui? Di cui si occupava lui? Ah no, non lo so, magari li gestiva forse. Sì, va bene, questo qui poi non c'è, io le ho solo chiesto se lo sapeva. Non mi sembra di avere lui queste cose. Perfetto. E poi c'era un'altra cosa di cui le volevo chiedere, poi spero di avere quasi finito. Lei ha detto, l'ha detto esattamente ieri mattina, il gruppo di Giarre faceva capo a Mangion, tanto che se sorgevano problemi io parlavo con Pippo Mangion. Sì, anche. Vuole dirmi perché? Sempre per le famose estorsioni. Ma dico, perché lei parlava con Pippo Mangion? Perché Mangion era il più responsabile di Andrea, no? E quindi io ne discutevo con Mangion, perché zio Andrea veniva quasi tutti i giorni a dirmi per questi problemi di queste estorsioni e io poi non ne potevo più. Ma scusi, zio Andrea non poteva andare direttamente a parlare con Mangion? Sì. E allora perché lo faceva con lei? Parlava con lei? Ma perché sapeva che lo scavo giustamente potevo essere io in quel momento responsabile e quindi lui voleva sistemare la cosa tramite me. Ma la stessa cosa era che se lui andava da Mangion, il Mangion veniva a parlare da me, non andava da scavo, perché credo che forse neanche si conosceva con il Mangion, lo scavo e il Mangion. Ah, questo non lo so. Credo, non lo so, poi può darsi che si conoscono. Scusi un attimino, mi dia un secondo, siamo al buon punto. Ascolti signor Samperi, le è mai capitato di partecipare a qualche riunione
a cui fosse presente Campione? Di che genere riunione? Di qualunque genere. No, non mi ricordo. Le è mai capitato di sapere di qualche riunione in cui si presero decisioni importanti alla quale fosse presente Campione? Non credo che... no, non lo so. La ringrazio, ho finito. Presidente, tocca a me ora, Presidente, no? Chiedo scusa Presidente. Chiedevo, l'avvocato Falcone ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Scavo in relazione ai collegamenti fra lo zio Andrea e il Mangion attraverso il Samperi. Sono le parole esatte, quelle pronunziate dallo Scavo, le parole lette dal... È un mio ricordo fedele ma fino a un certo punto, perché non ho con me il verbale. Però Che non sono le parole del verbale? No, il senso è certamente quello, ma le parole non sono certo che siano quelle perché non ho con me il verbale. Ecco, Grazie, Avvocato. Le do il beneficio di un minimo di errore. Signor Presidente, le chiedo scusa, approfitto di questa pausa, prima che inizi il controesame dell'Avvocato Napoli. Io devo lasciare l'udienza e nomino mio sostituto processuale l'Avvocato Passarello. La ringrazio. A lei. Avvocato Napoli. Signor Samperi, lei è stato arrestato quale giorno? L'ha già detto? Di quale anno, avvocato, parla? Prego? Di quale arresto? No, l'ultimo suo arresto. Gennaio 93. Gennaio. 5 gennaio 93. Sì. E ha iniziato subito la sua collaborazione. Sì, subito. Lei è stato dopo tradotto in carcere o no? No. No. È stato ammesso agli In caserma. In caserma, sì. Dove tutti sapevano, all'inizio era a Corso Italia, Sì. dove lo sapevano anche quelle delle salumerie vicine. Senta, è stato poi ammesso agli arresti domiciliari? No. Mai. E quando è stato scarcerato lei? Se non ricordo male in aprile. Aprile 93? Sì. Cioè dall'aprile lei è libero, diciamo. Sì. Senta, lei da quella data ad oggi ha avuto contatti con suo cognato o con altri parenti? No, assolutamente. Neanche telefonici? Ma mai? Mai. Lei ha un telefonino? No. Non ne ha? No. Senta, qual è la carica ricoperta da Benedetto Santa Paola? Capo della famiglia. Capo? Della famiglia di Catania. Sì. Senta, io a questo proposito le debbo contestare una dichiarazione che lei ha reso il 6 gennaio del 93. È un verbale di spontanea dichiarazione, che le leggo. Quindi l'indomani della mia collaborazione. L'indomani, esatto, sì. Come prima indicazione posso dire che le notizie che so in ordine alla famiglia catanese dell'organizzazione Cosa Nostra mi vengono dal fatto di essere io stesso uomo d'onore, introdotto nel gruppo da Piero Puglisi, genero del Malpassotto, che mi ha iniziato. A capo dell'organizzazione di fatto vi è Nitto Santa Paola, anche se quest'ultimo, in conseguenza del suo stato di latitanza, non ricopre una carica ufficiale. E poi l'interrogatorio continua. Sì. Come mai lei Allora, le dico questo perché Santa Paola non è che poteva incontrarsi con noi nelle riunioni e nelle varie discussioni, questo volevo dire. Però dico dal contesto, Ma la carica era sempre sua, guai che la toccasse. dal contesto di questo verbale sembrerebbe che non avesse invece... No, è che è andato in pensione, sempre lui comandava. Non lo so se è andato in pensione. Per dire, no, Sì. voglio dire, lui era sempre il capo famiglia dell'organizzazione. Ma se il responsabile cominciò ad essere Aldo Ecolano. Ho capito. Lui non doveva attivare come uno libero naturalmente, Sì. quindi cominciò ad attivarsi Aldo come rappresentante. Senta, lei partecipava alle riunioni deliberative? In che senso? Nel senso, cioè quando c'era da assumere delle decisioni si tenevano delle riunioni. Lei vi partecipava? Sì, io quasi in tutte le riunioni partecipavo. Diceva la sua? Sì, se capitava sì. In certi casi sì. Potevo dare consigli da ragazzino perché eravamo dei più piccoli.
No, era già uomo d'onore, lei non era un ragazzo. Certo, vabbè, ma diciamo sempre uno dei più piccoli ero. Uno degli ultimi arrivati. Senta, lei ha parlato dei soldi della Camst, dopo lei ha detto andavano a Santa Paola. Sì. Come lo sa? Tuccio me l'ha detto questo. Tuccio. Non solo questo, anche altre cose. Sì, senta. Prima si parlava questa cosa della famiglia, della bacinella, della cassa, all'improvviso questo di zio Netto. Senta, li portava lei questi soldi a Santa Paola? No, assolutamente, là ci volevano le valigie, credo. No, E lei non aveva valigia, ovviamente. no, assolutamente. Neanche andavo a prenderle. Ho capito. Poi ha anche detto che, a proposito di certe estorsioni ad imprenditore, si pagava 1 milione a vano e poi dopo il 5%. Sì, Sì. E i criteri li stabiliva Santa Paola, lei così ha detto? sì. Questi criteri li stabiliva lui da solo o nel contesto delle riunioni? No, lui mandava a dirlo come fa Sì. pagare i costruttori. Sì, ma era il risultato di... Poi se ne parlava nelle riunioni, naturalmente, Ne parlava? in assenza di Santa Paola. Ho capito. Un'altra domanda, lei è stato da Basetta, ha detto, Più di una volta. più di una volta, e ha percepito, così lei ha detto, una quota da portare a Catania. No, ho percepito io personalmente. Scendavamo delle quote, io assieme a Piero Puglisi o a Gagnolo Carmelo. Esatto, è proprio questo, sì. E a che somma ammontava questa quota? No, non me lo ricordo, avvocato. Le direi una bugia. Ma era 1 milione o 100 milioni? No, 1 milione neanche la benzina. E non lo so, io chiedo se era Infatti, guardi, le posso dire questo, il milione se andava in un ristorante quando costeggiavamo con le macchine a mangiare. E beate voi. Perciò si mangiava bene allora. E lei questa quota l'ha mai consegnata a Santa Paola? No, mai. Quindi lei non ne sa niente, sa che Dove andavano a finire, sa che ho c'erano queste sentito da quote, loro stessi dove andavano questi soldi, ma non vedevo mai darli. non sa però a quanto ammontassero né No. se andavano a Santa Paola, perché lei non ne ha mai consegnate. No. Lei ha anche parlato nel corso di questi 2 giorni di esami di vari chili di cocaina da lei acquistati e poi sberciati. Sì. In particolare ne ricordo una fornitura di 2 chili che disse di averla ricevuta da Sant'Onofito. Sì. A quanto la pagava lei questa cocaina? Guardi, mi ricordo all'incirca che quella erano 2 panetti da 1 chilo e la pagai circa 90 milioni al chilo. 90 milioni al chilo. Sì. E mi spieghi una cosa, quindi lui le consegnò questi 2 chili di cocaina, lei Sì. gli diede 180 milioni? No, assolutamente. Io glieli davo man mano che si vendeva, glieli davo i soldi. Quindi lei lo vedeva Non si quasi, pagava in contante fra di noi. quindi lei lo vedeva quasi giornalmente per No, portare? non è che tutti i giorni andavo a portargli i soldi. Ogni 4-5 giorni il Monzù passava dal negozio. Se non mi trovava lasciava detto a mio padre di passare di piazza Galatea, o viceversa, se io passavo di piazza Galatea e non c'era, lasciava detto di passare lui dal negozio e gli faceva trovare dei milioni. E lei che quote gli dava ogni 4-5 giorni? Quelli che si riuscivano a incassare, dai 10 ai 20 ai 15, non è che c'era una quota precisa. Cioè non c'era un periodo di scadenza per questi pagamenti? Ma di base sì, però non si rispettava mai. Non è perché se io non riuscivo a pagarla dentro un mese lui mi mandava il pignoramento. Quindi insomma si aspettava in ogni caso. E lei poi a quanto la rivendeva? Guardi, io la tagliavo e la rivendevo su per giù a 100.000 lire. Lei ha anche detto che questi acquisti di droga si potevano fare liberamente, vero? Sì. Cioè da chi si voleva, lei dove c'era migliore convenienza lei la comprava. Insomma, la base era che si doveva comprare da Mangion, però visto che tutti lo facevano, l'ho fatto anche io che andavo a comprare altrui. E dopodiché lei ha anche detto che la vendeva in proprio Sì, sì. e i ricavi erano i suoi, no? Sì, Non doveva dare conto a nessuno di questo. assolutamente. Assolutamente. Però lei ha anche detto che Santa Paola era in quota, così si è espresso lei. In quota, Hai aggiunto non so se finanziava. su quale traffico di droga? Lei ha detto a proposito di questo traffico, ha detto, Santa Paola era in quota, non so se finanziava. Sì. Ed io gli prendevo la quota. Per Basetta stiamo parlando.
Solo di Basetta, solo con Basetta questo è Io avvenuto? andavo a prendere le quote da Basetta, altre quote non andavo a prendere io. Quindi solo per questa operazione Basetta? Sì, sì. Però lei non sa la quota quant'era e, No, non lo so. e chi gliela consegnava? Non lo so, ma non è che Basetta mi riconsegnava a me in mano i soldi, li dava a Piero. Sì. Davanti a lei? Sì, si dava pacchi, non è che li contava uno a uno, avvocato, gli dava dei pacchi dove c'erano dei soldi. Quindi lei non sapeva quanti soldi in effetti ci fossero, ho capito. Ha anche detto che Puglisi le offrì la possibilità di diventare uomo d'onore. A chi? A lei. Sì, E le disse però che erano più spine che rose. sì. Perché più spine? Ma perché non lo so che cosa si riferiva, non lo so. Lei non ha Queste chiesto- parole non le posso dimenticare mai, me le ha detto dentro la sua Maserati. E quindi- Che si camminava Mascalucia e Nicolosi, Mascalucia e Nicolosi. Mi scusi Sampieri, quindi una volta che un suo amico le propone questa carica, le dice che ci sono più spine, lei non ha la E curiosità che di prima più di spine accettare, che capire? rose, avvocato, poi mi ha anche detto che le rose, quel poco di rose erano belle. Sì, però dico, lei non ha avuto la curiosità di capire No, prima di accettare guarda, una che carica cosa del tanto, genere? ormai c'ero dentro, a me non interessava, quindi ho detto subito di sì, c'ero dentro l'organizzazione, che cosa cambiava? Era indifferente essere uomo d'onore o meno? No, per me, anzi, era una cosa bella diventarlo, Ah. quindi l'ho presa subito, diciamo, come la notizia, e sì, ho detto subito di sì. Ha anche detto lei che quando bisognava fare un omicidio, in genere si avvertivano alcune persone, chi ci arrivava prima lo faceva. È così? Come, si avvertiva, sai che c'era prima, che era? Una gara No, lei a bersaglio. Allora cerco di spiegarmi meglio. Se mi Lei spiega ha la detto- domanda meglio. Lei ha detto che si rivolgevano a lei, dopodiché chi ci arrivava prima lo commetteva. Ma chi si rivolgeva a me? Quando si dovevano fare degli omicidi, capitava che Si rivolgevano a me quando si doveva fare degli omicidi, e chi ero io? Carletto Campanella? no, lei era Samperi. E appunto, perciò come si rivolgevano a me per andare a fare gli omicidi? Se Quindi ero lei non sempre- ci si rivolgeva a nessuno. Da me per fare omicidi. Ma siccome lei era uomo d'onore, Io era li possibile. prendevo l'ordine per andare a fare gli omicidi, avvocato, non è che io li davo, li Adesso, prendevo. signor Samperi, non ho capito se era in posizione di preeminenza lei nell'associazione oppure non era in questa posizione. Che lei a volte sembrerebbe che in posizione di privilegio, in altre occasioni sembra sminuire la sua carica. Avvocato, io gli ordini per andare ad uccidere li prendevo, non avevo la capacità, la possibilità e la carica di darle, o perlomeno potevo darlo a un ragazzo mio vicino, dal mio gruppo, ma sempre detto da un mio superiore. Sì. Non è che io d'iniziativa mia davo cariche di andare a ammazzare, non me la potevo permettere. Ho capito. Senta, ma chi è entrato nell'organizzazione prima, lei o suo cognato Grangagnolo? Mio cognato, Suo mio papà. Sì. Lei ha partecipato al matrimonio di Enzo Santapaola? Sì, Era con sua moglie? sì, Si ricorda se c'era anche Grangagnolo a questo matrimonio? certo, eravamo nella stessa tavola. Stessa tavola. Con gli altri anche ospiti? Guardi, gli ospiti familiari più che altro, ne eravamo in tanti, come diciamo organizzazione, erano tutti parenti. Un'unica tavola, diciamo, c'era con tutti i parenti. No, unica tavola. Vari tavolini, vabbè. Tutti i tavoli, tutti i parenti della famiglia Santa Paola e di Zuccaro e in più c'eravamo qualche tavolo di amici, diciamo, come organizzazione. Sì. Lei ha avuto dei colloqui al carcere con suo cognato Grangagnolo, mi pare, ha detto, vero? Sì, uno. Uno solo? Quando parla lei? No, dico quando lei era libero e suo cognato era Ah, arrestato. sì, ne ho avute più di uno. Lei andava a quando trovare? sì, io ci andavo a Cuneo, a Bicocca, poi l'hanno trasferito a Cuneo, ci andavo a Cuneo. A Cuneo quando c'è andato? In che periodo, si ricorda? A Cuneo ci andavo nel 92 mi sembra che ci sono stato, non mi ricordo comunque di preciso, ma ci sono stato più di una volta. Nel 92. Non si ricorda se all'inizio o alla fine dell'anno, no? Credo all'inizio. All'inizio del 92. Senta, le riunioni, lei ha detto che avvenivano in vari posti, ma comunque ogni martedì. Sì. E alla fine di queste riunioni vi davate appuntamento per la prossima nello stesso posto o si stabiliva il si posto? stabiliva, o se non si stabiliva, man mano che si andava da Campanella stabiliva dove. Ho capito. Senta, lei ha detto che andava a trovare Benedetto Santapaola. Sì. Ma perché ci andava? Per ricevere ordine, per fargli visita? No, guardi, Per altre allora ragioni?
spesse volte gli portai del mangiare, della spesa, poi spesse volte ci andava assieme a Piero, questa era la... Ma ci andava così per accompagnare Piero in sostanza? Sì, di solito sì, ci andava assieme a lui. Lei era in confidenza con Benedetto Santapaola? Pochissimo. Pochissimo. Anzi, io ero abbastanza timido e quindi cercavo di avere meno, diciamo, discussioni possibili con lui, perché di fronte a lui avevo un po' di timidezza. Senta, le risulta che il Santapaola era contrario alla commissione di omicidi eccellenti? Sì. Come le risulta? Mi risulta che se ne parlava nella nostra organizzazione e lui non volesse omicidi addirittura a Catania eccellenti. In particolare il Lizio, se morì così tardi, fu grazie a lui. Scusi una cosa, rispondo alle mie domande, se no ci dilunghiamo troppo. E se lei mi fa una domanda gli spiego su. No, dico, ci dilunghiamo, rischiamo di ripetere le stesse cose già dette. Sì. Senta, lei conosce Mazzaglia Salvatore? Sì. Ed è uomo d'onore? No. No. Cognato di Piero Puglisi, chiamato Nino Caccagni. Non è uomo d'onore? No. E il cugino di Santapaola, Salvatore, lo conosce? Sì. Di Santapaola Benedetto, scusi, Salvatore, lo conosce? Sì. Ma è stato in carcere con lei a Caltanissetta? No. Mai. Mai. Io mai sono stato a carcere a Caltanissetta. Mai. Ed è uomo d'onore questo Salvatore? Non mi è mai stato presentato come uomo d'onore. Quindi non ne sa niente. Lei conosceva o ha sentito parlare di Angelo Barbera? Sì. Come? In che occasione? In Cussotto. Cursotto. In quel momento era il capo di Cussotto. Sì. Ma sa se faceva parte della commissione regionale di Cosa Nostra? Assolutamente. Non poteva esserlo. Non poteva. Lei conosce Pillera? Sì. E sa se il padre era uomo d'onore o capodecina? So che lui era uomo d'onore, il padre non lo so. Lui, cioè Turi Pillera? Sì. Il padre non lo sa? Sì. Il padre non lo sa? E il fratello di Di Leo era uomo d'onore? No. No. Jimmy Miano lo conosce? No. Non lo conosce. Non sai chi sia? Jimmy, stiamo parlando del Milanese? Sì. Lo conosco di nome. Di nome lo conosce. Non sa se è uomo Il d'onore? capo dei custodi milanesi. Prego? No, non lo so se è uomo d'onore. Non lo sa. Conosce di Giacomo Giuseppe? Di Giacomo Giuseppe mi sembra di sì, ma mi sto ricordando. Non si ricorda. Quindi non sa neanche se è uomo d'onore, ovviamente. No. Lei ha parlato sia dell'attentato al Siglos che alla Standa, sì, in questi 2 giorni. Le risulta che erano anche nel contesto inseriti i cosiddetti corleonesi? Erano interessati, scusi? Sì, questa cosa era interessata a tutta la Sicilia. E come lo sa? Per la Standa. Lo so perché se ne parlò e in ogni caso si dovevano distruggere tutte le stande della Sicilia. Si doveva distruggere? Tutte le stande della Sicilia. Chi gliel'ha detto? Se ne parlava fra di noi, nelle riunioni, se ne parlava sempre di questa cosa. Io con Piero Puglisi sono andato da Naldo a Lentini, le dissi, io e Piero le dissimo di andare, lui interessasse lui a distruggere la standa di Siracusa. Sì. Senta, lei sa di un attentato a Pippo Ferrera, vero? Sì. E c'era lei quando gli hanno sparato? Assolutamente. Assolutamente. Assolutamente no, immagino. No, non c'era, dico assolutamente non c'era. Non c'era. Non sa, potrebbe essere assolutamente sì. Assolutamente certo, ha ragione. Ho capito, assolutamente no. Certo. Lei aveva un suo gruppo? Sì. Sì. Senta, di vari gruppi commettevano delle rapine, ma questo credo che l'ha già detto. I soldi li dividevano i partecipanti delle rapine o c'erano delle quote da versare? No, quelli che partecipavano alla rapina e poi, le ripeto, per rispetto uno mandava delle quote ai latitanti, alle persone anziane più grandi. Ho capito. Senta, lei ha parlato della rapina alle poste di Catania. Sì. Ci sa dire se Santapaola era interessato e se ha avuto un ruolo? Guardi, io so che Santapaola in questa rapina non c'entra niente. Sì. E so che l'unico che fu condannato fu lui. Quelli che hanno fatto la rapina sono stati tutti messi in libertà e lui fu condannato. Ho capito. Ha detto anche che Costanzeddo
gli dava dei soldi a Santa Paola? Una quota. Una quota, sì. E come lo sa lei? Si vantava lui, Costanzello, Si vantava lui. che era suo compare, che gli dava la quota, e che avevano comprato un casino in Romania. Poi se una bugiarderia l'avrà detta lui, io dico quello che mi è stato riferito da Costanzello. Ma certo, io da lei desidero sapere quello che lei sa, quello che ha sua conoscenza. Certo. Senta, poi lei mi pare che ha detto che con Costanzello stava instaurando una società per il gioco di carte, vero? Sì. Ma lei gliene parlò a Santa Paola di questa iniziativa sua? No, perché neanche, diciamo, non l'abbiamo fatta, e poi io onestamente non era, diciamo, io ero contrario a farla. Ho capito. Senta, Gran Cagnola aveva uno o due gruppi? Quando io avevo un gruppo. Dove? A Picanello. A Picanello. E a Riposto? Sì, aveva questi altri ragazzi. Che allora aveva due gruppi, diciamo? Sì. Uno a Picanello e uno a Riposto. Vabbè, ma Gran Cagnola però non andava a Riposto, diciamo che questi ragazzi venivano loro da lui. Quindi a Riposto chi è che faceva parte del gruppo di Riposto? Scavo, Giuseppe. Scavo. Lei ieri, se non ricordo male, ha dichiarato che ha minacciato Scavo. No, fino a chiaro. Come? Fino a chiaro. Ah, fino a chiaro, no Scavo. No, fino a chiaro. Lei non ha avuto mai rapporti con Scavo Sì, di contrasto? Contrasti no, con fino a chiaro. Ho capito. Con Scavo no? Non mi ricordo. Sì. Ma Scavo prendeva iniziative oppure veniva guidato da Gran Cagnolo? Fin quando c'era Gran Cagnolo sì, veniva guidato da Gran Cagnolo. E quindi Gran Cagnolo con Scavo si incontravano quando Sì. erano entrambi liberi, no? Certo. Sì. Lei si è incontrato con Scavo? Sì. Quando? Quando lui era agli arresti domiciliari a Riposto. E mi può dire il periodo, l'anno, Il periodo, guardi, sarà stato sul, credo, 91-92, non mi ricordo di preciso. 91-92. Non vorrei sbagliarmi, non mi ricordo di preciso. Sì. Senta, lei ha detto di avere anche saputo che a Santa Paola lo chiamavano Alfio. Zio Alfio. Zio Alfio, sì. In che periodo? E zio Benito. Sì, in che periodo l'ha saputo e in che periodo questo avveniva? Allora, zio Alfio fu all'inizio, nell'84 si chiamava zio Alfio, Sì, poi passò zio Benito, zio Benito. Quando? dopo, non mi ricordo di preciso, dopo un po' di anni si chiamò zio Benito. Sì. Senta, lei ha parlato anche che personalmente prestava soldi ad usura lei. Io sì. Li ha recuperati anche dopo la collaborazione? No, assolutamente, ho perso tutto. Se li ha recuperati per Pugliesi in abbondanza. Lo so. Ora te li godi. Io ci sto pensando. Pensaci un po' tu. Scusate, allora. Senta, lei conosce Ercolano Giuseppe? Sì. Sì. Lei ha detto che era un uomo d'onore non attivato. Non attivato? Era uomo d'onore non attivato. Che significa non attivato? Non lo so, lei l'ha usata questa espressione. Allora, Io- le almeno che io spiego, non ho non capito attivato male. significa che lui non veniva nelle riunioni, Esatto. questo, lui stava sempre all'Arimec e noi andavamo da lui. Ma andavate da lui, lei ha detto perché lui gradiva le vostre visite. Sì, anche. Il Piero Puglisi ci fu un periodo che io stavo insieme a Libertà e lui mi diceva di passarci di frequente, perché io facevo quella strada dove andavo a Siracusa e quindi non mi costava niente entrare là dentro. E lei quindi passava là dall'Avime. Sì. E di che cosa si discuteva col Pipercolano? Fra Guardi, lei? le due è una bugia. Io ci sono andato spesse volte assieme a Piero per discutere delle cose dell'organizzazione, ma non mi ricordo che cosa. Quindi lei non si ricorda di che cosa ha mai discusso col Pipercolano? No, non mi ricordo. Capito. E che rapporti aveva lei con il Pipercolano? Credo buoni. Buoni. Anche se non è che ci frequentavamo, diciamo, tutti i giorni o tutti... Quel poco che ci incontravamo erano buoni. Quindi lei non ci andava spesso, ci andava raramente, diciamo. No, c'è stato il periodo della Semi Libertà che ci andavo spesso.
Poi, se ricordo bene, lei ha detto che nella casa di Cesarotti ci stava Mangion e Giuseppe Ercolano da latitanti. Sì. Sì. In che periodo questo è avvenuto? Guardi, è successo molti anni fa. Sì, se ha un ricordo, insomma, almeno come anno. Mi ricordo se sia stato nell'86, 85-86. 85-86. Sì, E in poi una ha anche villa. detto lei che per Pasqua siete andati... Questo periodo era, che sto dicendo ora, in questa villa il periodo di Pasqua erano assieme. Ah, quindi era nel periodo di Pasqua. Sì, E voi siete andati per fare gli auguri. sì. Ancora è grazioso, guardi, come periodo per... Quindi lui era latitante in quel periodo di Pasqua, Sì. 85 o 86? Guardi, le dico come periodo, ancora il grazioso Giuseppe non abitava in quella casa perché lui ancora doveva fabbricare. Doveva, scusi? Doveva ancora fabbricare, Pippo Grazioso. Fabbricare, se non avevo sentito. Perché questa villa era proprio vicino alla villa di Pippo Grazioso.